Rieccoci alla seconda parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima parte abbiamo parlato di Rete eventi organizzati dalla provincia con Regione Veneto, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio. In questa seconda parte vi raccomando non perdetela, perché? Perché siamo andati alla scoperta di qualcosa di straordinario. Allora, prima di presentare cosa siamo andati a vedere, presento l'ospite che è il Presidente della provincia Fabio Bui, grazie di essere con noi Presidente. Grazie direttore. E siamo andati a visitare Esapolis, che è qui in prima periferia di Padova, la zona busegana per i padovani, e che nessuno, anzi in pochi, sono andati a visitare questo museo. Allora Presidente, iniziamo il perché di questo museo, il perché ce lo racconta tutto, poi parleremo un attimo anche di Esapolis. È una delle eccellenze padovane, il Museo degli Insetti. Il Museo degli Insetti e del Bacco da Seta. Padova peraltro ha una storia di qualche secolo nello studio della seta. Beh sì, poi Io per esempio ho visitato recentemente la Cina prima del lockdown e c'è un museo della seta dove si parla degli studi di Padova. E gli studi di Padova che partono proprio dal nostro museo e dal laboratorio attiguo. Poi vengono molti cinesi a visitarlo, volevano rubarlo, mi hanno detto. La storia della seta non è cinese, parte da Padova e noi dobbiamo comprendere e valutare queste eccellenze che abbiamo. Questo è un museo straordinario, un museo dove ci sono reperti, ma ci sono anche animali vivi, insetti vivi. Un museo curato dal professor Moretto, uno dei più grandi studiosi in materia, collabora con importanti accademie di tutto il mondo e quindi guardate, io penso che chi oggi ha l'opportunità di venire a Padova non deve scordare di passare per una visita in questo museo, soprattutto i più giovani delle scuole. Invito ad andare a vedere. Invece io, dopo che l'ho visto, l'ho già consigliato anche a adulti, non solo ai ragazzi della scuola, perché è qualcosa davvero di incredibile. Noi ovviamente in questa trasmissione non vi facciamo vedere tutto perché altrimenti non andate più a visitarlo, vi facciamo vedere però delle belle cose. Una molto curiosa, pensate, c'è il reparto refici dove dice anche lì c'è una gioielleria dove ci sono degli insetti gioiello che hanno dei costi davvero stratosferici, ma soprattutto Presidente Bui, nel visitarlo uno dice, perché bisogna dirlo questo, non vado di là, specialmente anche mia moglie, molte donne, ci sono gli insetti, i ragni, mi fa schifo, mi scusi la terminazione, e invece andate a visitarlo perché è curato, non ci sono solo i ragni, ma ci sono tanti belli insetti particolarissimi, lo vedrete tra poco nel filmato, quindi davvero un consiglio importante per andarlo a visitare dopo quello che vi faremo vedere tra poco. Ma ci sono i pesci, ci sono i serpenti, è un museo di bellezza unica per il contenuto che possiede e per la possibilità anche di sperimentare, giocare anche con questi animali. E veramente io invito, il 10 per esempio sono porte aperte e grazie al MUSE, una collaborazione che abbiamo avuto anche con la comunità europea. Noi per esempio ospitiamo ogni anno alcuni studenti provenienti da altri paesi che collaborano nel museo. Il 10 di ottobre porte aperte e quindi invito veramente i padovani e anche quelli ecco qui, guarda, la grafica, brava la regia. E anche coloro che arrivano da fuori città andare a vedere questa eccellenza padovana. Tutto questo in collaborazione con chi, Presidente? Questa è una collaborazione con la comunità europea che ci ha dato dei fondi, ma soprattutto ci fornisce la possibilità di far fare degli stage a dei ragazzi. Adesso abbiamo un ragazzo tedesco e una ragazza svedese. Perfetto, allora ricordiamo di visitare questo museo che si trova in prima periferia di Padova, Museo dell'Esapolis, dove ci sono tutti gli insetti, come diceva la seta, che davvero c'è una vastità immensa, invidiata anche dai cinesi, tu che andate a visitarla, c'è un ingresso, ci sono ovviamente dei costi, ma davvero sono minimi, però merita assolutamente, quindi possiamo e consigliamo di vedere adesso il pezzo che abbiamo fatto all'interno del Museo
museo dell'Esapolis, guardatelo perché è davvero qualcosa di straordinario, lo dico perché sono rimasto anch'io esterrefatto. Grazie Presidente Bui. Grazie a lei e un invito a tutti di venire ad Esapolis. Bene, invece io consiglio di vederlo e do appuntamento, dopo averlo visto, ovviamente vi do appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Per il momento buonanotte, ma guardatelo.